Soddisfatto per l'inaugurazione di oggi anche il presidente della Commissione Ambiente regionale Nicola Finco. Dopo l'alluvione del 2010 la Regione ha messo in campo notevoli risorse per mettere in sicurezza il nostro territorio. Solamente in provincia di Vicenza ha avviato oltre 61 cantieri per un costo totale di 26 milioni di euro. Oggi c'è stata la posa della prima pietra della vasca di laminazione di Caldogno, un'opera fondamentale e importante per mettere in sicurezza Vicenza, ma presto prenderanno il via anche i bacini di laminazione di Trissino e Montebello, altre due opere fondamentali. E questo sta a dimostrare che la Regione ha a cuore la difesa idraulica e la difesa dell'ambiente. Purtroppo in questi anni poco è stato fatto, perché conta molto di più agli occhi dell'opinione pubblica fare una strada che fare un intervento a livello ambientale, però poi vediamo quando ci sono delle forti piogge quali sono i risultati. Quindi abbiamo investito in questi anni e sicuramente investiremo anche nel futuro per la sicurezza del Veneto e di tutti i nostri cittadini.